Bella raga, ciao a tutti dal commentatore veneziano, ragazzi, siamo a Misano, Gran Premio di San Marino della Riviera. Abbiamo completato i pacchetti, quindi siamo a posto, quindi pacchetto dati ne ho uno, ma non me ne faccio un cazzo. Partiamo dal 15° posto in griglia, lo sapete che non è una gara favorevole questa, però possiamo dire la nostra in gara, almeno fare qualche punto. Ecco, di certo magari non come Silverstone, che è stato un brutto ritiro, il primo ritiro per un comendone, comunque sta facendo una grande, grande stagione. Vai Fiori. Avrei già i soldi per prendere le moto prestazionali, ma come avete detto voi è meglio fare tutto a fine anno. Cioè, cominciamo con una moto a inizio stagione e completiamo quella dopo in caso per il prossimo anno, che se rimaniamo in Moto 3 ci prendiamo la moto super prestazionale, così da rendere reale. Come qua sta rischiando moltissimo, ha perso 3 posizioni, molto bene. Come ha visto veramente bene la gara qua è caduta subito. Subito brutta caduta e siamo già ultimi. Quanto non sopporto queste gare, mamma mia. Veramente una brutta caduta per Veneziano dopo poche curve. La cosa non va bene. La cosa non va bene. Dobbiamo fare una remontata impossibile. Proviamoci. Provaci, provaci. Almeno 15°, almeno un punticino iridato. Purtroppo ci sono le classiche gare dove il veneziano va male. Purtroppo va molto molto male come in queste gare. Silverstone, Aragon e Misano sono 3 gare abbastanza sfavorevoli. Perché se voglio vincere il mondiale non posso fare queste cose. Adesso per carità per quest'anno ci vale, voglio ambientarmi, è giusto. Mamma mia, disarcionato il Cume, non riesce a tenere. Con 2 cadute mi ritiro, ragazzi, questa è la sentenza come andiamo. Una possiamo tenerla, alla seconda ci si ritira. 30°, siamo abbastanza lontani dal podio, cioè dal podio, sì, ciao, dal 15° posto. Vedo che 2 gare senza punti mi sta altamente sul cazzus, vai. No, ma svegliati però. Niente da fare. Non aveva proprio ritmo, io proprio a Misano, guarda, tra Misano e Argentina, madonna, su 2 gare proprio sfavorevoli, fatalità la bandiera ha lo stesso colore, sia l'Argentina che il San Marino, sarà un motivo, chi lo sa. Gara veramente triste per il Cume, 30° su 34, è veramente una roba vergognosa. Vediamo se riusciamo a rosicchiare qualche posizione, almeno per l'onore, ecco, mica per i punti. È chiaro che ormai i punti sono andati. Peccato però, peccato perché ho avuto veramente delle 4 vittorie il primo anno, non è sicuramente una cosa da sottovalutare, però troppo discontinuo e questo lo paghi in uno sport come la MotoGP. È importante vincere, è importante anche piazzarsi bene quando non arrivi primo. Troppo lungo. 27°, dai, cerchiamo di salvare almeno l'onore. Almeno l'onore. Salva almeno sto cazzo di onore. 1.45.4 di Clark Kent. Quartararo, Quartararo 1.45.2. Noi stiamo girando su tempi veramente vergognosi. E abbiamo Manzottina, abbiamo davanti. Mamma mia che rischio, ricordo 2 cadute e ritiro. E questo lo ricordo sempre, Fioi. Intanto Mazzottini supera il C. Che brutta gara però, che brutta gara, beh, che brutta gara. Una gara proprio oscena, come si suol dire.
Dai, qualche altro sorpassetto, almeno proprio per non finire così, cioè... Almeno per il pubblico che si aspettava tanto la veneziana, questa gara è comunque una gara di casa, anche questa. Ciao Manzotti, dai che superiamo Manzotti. Ok. 25esimi, evviva! Che bello! Mamma mia che gara di merda. Mamma mia, la prossima è anche Aragon mi sembra. Rischiamo di fare il filotto come Indiana ma al contrario. Cioè. Rischiamo di fare il controfilotto alle qualificazioni. Se ti qualifichi male rischio di cadere tanto di più. 23esimi. Evviva, un super cume ragazzi. Mamma che cume, mamma che cume. Finisce la gara. Poche emozioni per il cume purtroppo che chiude malissimo nel 23esimo posto caduto all'inizio. Ma va bene così, dai, ci può stare purtroppo. Raga, purtroppo 20esimo posto. Niente, non riesco proprio a farla girare sta moto in queste gare. Dai, concentration. Ricordo sempre con 2 cadute ritiro. Ma oggi non ci penso nemmeno a ritirare. Oggi voglio entrare almeno nella top 10. Che se è dura perché devo recuperare tante posizioni, ce la posso fare. Devo guidare in maniera perfetta, pulita, autoritaria, beffarda e in maniera come tipiche staccate. Devo fare le staccate della vita, devo fare. Dai, con sottofondo simply the best. Dobbiamo fare l'impresa. Molto bene. 14esimi già, perfetto. Proprio la partenza che volevo, se c'è Happy Meal davanti, ragazzi. Happy Meal. Happy Meal e Locatelli. No? Oh, c'ho che Happy Meal è un porco. Decisione posizione. Stanno un po' scappando i primi, giustamente, chiaramente. 13esimi, bravo, dai Kuma, tira fuori i coglioni, cazzo. Tirali fuori, tirali fuori. Questa è una curva pericolosissima se c'è bagarre. Attenzione, Happy Meal fuori, Happy Meal fuori. Mi dispiace però. Non mi sento sinceramente di aver colpa, visto che questo gioco qua è molto più facile che per gli avversari cadere, che è positivo, però cioè, questa è una sportellata normale, cazzi suoi. Cazzi di Happy Meal, sinceramente. 12esimi, ma i primi se ne sono un po' andati, I primi, cioè fino già il 12esimo è lontano. Guarda che bagare sono un super incidente di massa per i primi. Sarebbe bello però. Che sportivo per il comandone. Un comandone sportivo. Ok, finisce il primo giro con un veneziano 13esimo da 20esimo, non male però è chiaro. Non stiamo proprio brillando, Non stiamo per niente brillando. Niente, non scopo più a prenderli, Madonna, che tristezza però. Dai come, dai vecchio mio. Io capisco che non possiamo arrivare al podio, però insomma, almeno Antonelli. Prendiamocelo sto porco. Che non guido bene, non guido bene. Anche ad Aragon ho vinto qualche volta, ho fatto qualche buon risultato, però di media non va bene. La curva pesa male, rischio anche di perdere la moto. Non c'è il passo, la moto l'ho sviluppata completamente, quindi non ho più possibilità. Per il prossimo anno con la moto più forte, secondo me, è il nostro anno. Sto al massimo 2 anni in Moto 3, se anche il secondo anno non ce la faccio, con tutta onestà, me ne vado, Dai, come su, dai, faccia mia, dai.
Dai, vecchio Kuma, dai. Niente, 2 secondi e 6 dal 12esimo. Veramente una battostona, eh? Sì. Sto prendendo un po' le bombe in ste gare, vai. Per tutta esperienza, tutta esperienza. E giro 3 secondi più lento dei primi. I secondi sono una roba eterna proprio. Guarda Ono, guarda il porco di Ono. Ono e Fenati mi superano, perdo addirittura 2 posizioni, molto, molto rassicurante. Grazie. Ecco, sto video non sarà molto esaltante a livello prestazionale, vi scuso, però non potevo vincerle tutte al primo anno, sennò sarebbe anche noioso. Cerchiamo di superare Ono. Oh, buon sorpasso. Cerchiamo di regalare qualche sorpasso per i tifosi. Comunque sono venuti in Spagna a seguire il Super Kuma. Ma basta, Ono, mi hai dato il cazzo, però. Ono, ci ha rotto i maroni, Ono. Non prendo punti da 2 gare. Vorrei evitare di fare il filotto di 3. Però ho perso le 2 posizioni. Incredibile proprio, eh. Non ne gira una giusta. Ok. Tanto la gente canta fuori di casa, fuori. Bene. Niente da fare. 15esimi, un punto. Almeno ho finito la striscia negativa, ma male, male, male. Dobbiamo assolutamente svegliarci a Motegi e a Phillip Island. Vediamo la classifica. Mentre i protagonisti della gara raggiungono il parco... Che bello, 160 punti, evviva! Devo tenere dietro Navarro. Raga, un saluto dal Cubandone veneziano. Ciao!